6 miliardi varati dal governo contro il caro bollette, ma per chi ha un'attività, questa cifra stanziata da Roma non servirà a coprire il buco che si è venuto a creare. Nei primi 6 mesi questo paese pagherà 44,8 miliardi in più di energia. Finora ne abbiamo presi 11 dal governo, quindi ne rimangono 33,8 in più. Quindi questi 33 miliardi e 8 in più saranno poi distribuiti tra famiglie e imprese, quindi un salasso. Ci vedremo costretti sicuramente a rivedere tutto quello che è costo aziendale, quindi ci sarà un'inflazione in aumento e quindi questi 6 miliardi di ieri sicuramente fanno comodo, ma non sono la soluzione. Il problema di questo paese è uno, che in questo momento stiamo sì pagando un problema di carattere internazionale, quindi con questo problema che ci vede legati ad essere schiavi del gas altrui. Ma il problema vero è che questo paese da più di 20 anni non ha una politica energetica seria e quindi siamo alla canna del gas proprio per questi motivi. Cioè, non c'è mai stata una pianificazione, non c'è mai stata secondo lei anche una volontà di cercare di trovare una soluzione, trovare un'alternativa a quello che era più semplice forse da utilizzare. Ma stiamo pagando il fatto che io ho sempre visto in questo paese i comitati del no, le non decisioni, persone che non sono mai riuscite a vedere più in là della propria situazione elettorale, quindi al massimo vedevano i loro 4-5 anni, ma non di più. Ecco, le nostre generazioni purtroppo pagheranno questo. In tutto questo si stima in Italia una perdita di 250.000 posti di lavoro, prosegue Venzo, con un Veneto che non intende arrendersi. Il paese è fatto di questo nord-est produttivo che fortunatamente ha sempre cercato di venirne fuori. Adesso veramente stiamo cercando di capire come, perché questi costi non erano e non sono imputabili a una gestione di impresa quotidiana, quindi dobbiamo capire anche noi cosa fare, dove guardare e come comportarci.